Festeggiato ieri presso la chiesa di Giardina Gallotti San Francesco di Sales, patrono dei sordi, una cerimonia organizzata dai vertici del Consiglio regionale ente nazionale sordi alla presenza di Giuseppe D'Alessandro, vicepresidente regionale, Rosalba Assenso, presidente provinciale e Paolino Vetrano, organizzatore della giornata della festa in memoria di San Francesco di Sales. Siamo qui alla chiesa di Giardina Gallotti, alla chiesa di Santa Maria Pietà. È una giornata dedicata alla festa di San Francesco di Sales. Ogni anno infatti si organizza di ricordare questo santo. L'anno scorso a Sciacca, quest'anno siamo venuti qua, perché la nostra comunità lo conosce, la comunità qui di Agrigento. Qui c'è la nostra presidente, adesso diamo la parola. È il vicepresidente. È il vicepresidente. Presidente, allora come mai Agrigento ha risposto a questa iniziativa e quali sono le azioni che voi fate verso i vostri assistiti? Oggi io ho fatto questa proposta ed è stata approvata, perché l'Ente Nazionale Sordi, tutti i sordi sono uniti nella provincia di Agrigento, anche quelli di Sciacca sono presenti. L'unione quindi tra Agrigento e Sciacca sempre. Come lavoro cosa organizzate qui? Come lavoro? Cioè come assistenza, nel senso di... Ognuno di noi fa una proposta, sì, che serve appunto ad aiutare le persone sorde. E lei, che io sono la presidente, ovviamente io accetto e l'approvo. Adesso diamo la parola al vicepresidente. Perfetto. Vicepresidente, ecco, a livello regionale voi siete qui, avete scelto Giardina Gallotti, ecco, quali sono anche le problematiche che il vostro ente, diciamo, purtroppo per la situazione anche economica, finanziaria, deve subire? No, chi parla? Veramente oggi io ringrazio il presidente provinciale di Agrigento, Rosalba D'Assenso, perché noi giustamente noi collaboriamo tanto ad organizzare questa giornata di oggi. Io porto salute anche al presidente dell'ente regionale, anche tutte le altre province. Oggi è una giornata bellissima, questa giornata che è stata organizzata. Io porto soltanto sostegno all'ente e speriamo che nel futuro si possano organizzare altre giornate per i sordi. Io dico, le istituzioni vi sono vicine da un punto di vista economico, assistenziale, cioè vi danno quei supporti che voi avete bisogno? Chi parla? Il problema è sempre la legge, è il tempo, perché i contributi sono pochi e quindi non sappiamo cosa fare prima, e quindi speriamo che nel futuro l'assessore regionale possa essere vicino alle famiglie per cercare un pochino di migliorare la situazione, di sforzarsi per fare delle attività, perché per adesso ovviamente io sto cercando di fare di tutto, di portare il mio contributo per fare delle attività, soprattutto qui in questa provincia.